Buon pomeriggio, Sicilia 24 Focus, oggi particolarmente frizzante, particolarmente allegro perché raccontiamo e raccogliamo grandi soddisfazioni per come la Sicilia si sta proponendo in questa sua seconda giornata al Vinitaly. Ieri si è aperta la 56esima edizione del Vinitaly, naturalmente a Verona, e come vi dicevo sicuramente abbiamo già avuto modo di farvi cogliere quella che è l'attenzione nei confronti della Sicilia. Lo ha fatto benissimo ovviamente per noi il nostro inviato a Verona, con il quale mi collego immediatamente, ha già degli ospiti illustri, per cui sarà lui insomma a gestire questo nostro appuntamento. Luca Ciliberti, buon pomeriggio Luca, a te. Buon pomeriggio Roberta, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Telecolor. Oggi seconda giornata di Vinitaly, inizia una settimana, insomma oggi è lunedì, inizia una settimana importante per il mondo del vino. Oggi giornata particolare perché c'è stata anche la visita del presidente Giorgia Meloni. Noi siamo in diretta, quindi lo dico anche ai nostri telespettatori, guardi i miei ospiti che adesso vi presento, che sorrideranno appena dirò questa cosa. La presidente Meloni potrebbe venire anche qui allo stand Sicilia, perché devo dire alla Vinitaly la Sicilia nelle sue produzioni, nei suoi sapori e nelle sue essenze del vino è davvero ricercatissima in tutto il mondo. Allora con me l'assessore regionale all'agricoltura, vicepresidente della regione Luca Sammartino, alla mia destra il direttore del Dipartimento Agricoltura della regione siciliana Dario Cartabellotta, due esperti diciamo in materia politiche diciamo dell'agricoltura verso il vino in questi giorni davvero apprezzate, perché l'assessore Sammartino, gli faccio subito la prima domanda, ha diciamo cercato anche un po' di cambiare l'approccio verso questo Vinitaly, rendendolo più attuale e come dire più vicino alle esigenze di chi questo Vinitaly lo fa, che poi sono i produttori insomma che fanno grande fatica tutto l'anno per produrre il vino e poi grande fatica anche per proporsi ai buyers di tutto il mondo. Buon pomeriggio a tutti. Sì, la tendenza in questo Vinitaly 2024 ha registrato presenze incredibili nel padiglione Sicilia e in quello che come governo abbiamo messo in campo al sostegno di 139 produttori che sono venuti dei consorzi di tutela dei nostri territori, del vino siciliano. Una partecipazione che sta coinvolgendo e che fa parlare la Sicilia anche negli altri stand per come riesce ad attrarre, dall'Etna alle nostre isole minori, alla Doc Faro, a quella che è la Doc Sicilia, passando per la Doc Etna, ma per tutti i territori. Credo che la Sicilia stia riconquistando giorno dopo giorno non soltanto quella credibilità che i produttori già hanno, ma sta nel contesto internazionale rappresentando anche un punto di riferimento per le scelte dei nuovi consumi. Tra vini bianchi, rossi, bollicine e tutte le nuove presentazioni che al Vinitaly come primi lanci abbiamo organizzato, c'è anche tanta ricerca, ma soprattutto c'è tanta voglia di riconquistare credibilità, ma soprattutto riconfermare che la nostra regione è straordinariamente brava a produrre un prodotto che oggi fa innamorare l'Italia. Allora, subito una notizia, l'assessore Sammartino ha incontrato i suoi omologhi di tutta Italia oggi in un vertice che si è tenuto proprio qui a Verona al Vinitaly per parlare ovviamente del comparto dell'agricoltura, ma soprattutto per porre in questo caso quello che è un tema all'ordine del giorno, una questione all'ordine del giorno che in qualche modo fa tremare anche la produzione enogastronomica siciliana, perché la siccità certamente non lascia tranquilli, è un problema, un'emergenza, la regione già si è mossa in questo senso. Che cosa hanno risposto gli altri presidenti di regione? Anzi gli altri assessori all'agricoltura? Ma ieri insieme al ministro Lollobrigida ho avuto modo di rinterfacciarmi per quella che è un'emergenza che il presidente della regione Renato Schifani sta affrontando col governo nazionale. Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la siccità e oggi ho condiviso le mie preoccupazioni, ma le preoccupazioni del comparto produttivo, agricolo e zootecnico insieme a tutti i colleghi delle altre regioni, cercando quella stessa solidarietà che la regione ha dato anche nei confronti degli amici dell'Emilia Romagna per l'alluvione dell'anno scorso, ma soprattutto raccontando e mostrando i numeri di quella che è la crisi da oltre 100 anni più severa che la nostra regione vive. Abbiamo rappresentato e chiesto agli assessori di tutta Italia all'agricoltura di essere uniti nei confronti anche del governo nazionale per lanciare un messaggio. Le regioni lavorano a fianco del governo, il governo ci auguriamo potrà
continuare a lavorare a fianco delle regioni con quello spirito solidale che rappresenta l'Italia, ma che soprattutto non deve lasciare nessuno indietro. Senta Assessore, poco fa ho fatto una battuta sul passaggio della Meloni, il passaggio della Meloni che potrebbe esserci proprio perché questo è il tema all'ordine del giorno, un confronto anche diretto su queste questioni con l'interfaccia del Ministro per l'Agricoltura Lollobrigida, insomma questa è una questione che il governo sta sentendo davvero. Sì, il Ministro dell'Agricoltura ma anche il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, e sono certo tutto il Consiglio dei Ministri sta guardando con grande attenzione a quello che è il dossier che il Presidente della Regione Renato Schifani ha inviato, perché credo che il comparto agricolo non soltanto siciliano, ma il Ministro Lollobrigida ovviamente guarda a tutta l'intera produzione primaria del Paese, ma quello siciliano rappresenta non soltanto storie millenarie ma eccellenze e va tutelato. In un momento complicato, io credo che oggi il Presidente del Consiglio, che è qui a dar merito e onore alla grande organizzazione che Ente Fiera Verona organizza ogni anno nell'Expo del Vino, potrà anche guardare alla straordinaria bellezza e capacità dei produttori siciliani. Questi giorni rappresentano nuovi trend di crescita e mi auguro che il Governo potrà guardare con i propri occhi la potenzialità che la nostra regione oggi esprime, ma oggi anche la grande criticità che viviamo. Allora parliamo un po' di vino, coinvolgiamo anche il direttore Cartabellotta. Poco fa la presentazione di un vitigno autoctono storico della Sicilia, il Vitrarolo. Guarda come sorride il direttore, perché questo, come dire, è il termine, il compimento di un percorso iniziato quanti anni fa, direttore? Circa 20 anni fa eravamo a questo Vinitali, la Sicilia consapevole della sua straordinaria biodiversità e ricchezza del proprio territorio. Cominciava questo progetto di valorizzazione dei vitigni autoctoni, allora i primi erano il Nero d'Avola, il Grillo, il Nerello Mascalese, il Carricante, il Frappato, ma ne spuntarono alcuni detti reliquia, tra cui il Vitrarolo, che piglia il nome da un fatto particolare: quando tocchi il tralcio senti il rumore del vetro. E allora ti ricordo subito che in Sicilia il vino lo facciamo in vigna e quindi dalla vigna va a finire direttamente alla bottiglia. Sono sicuramente quelle ricerche e oggi i produttori che hanno presentato per la prima volta questo vino che ti confermano la grande innovazione nella tradizione di questa ricchezza che abbiamo in Sicilia. E sicuramente queste varietà che la natura ha selezionato nell'arco dei millenni sono quelli che meglio rispondono al cambiamento climatico. Oggi l'enologia italiana, forse europea, è a un grande bivio, il bivio del cambiamento climatico e il bivio del cambiamento dei consumi. Diciamo che attraverso il patrimonio di ricchezza varietale, di diversificazione dei territori, riusciamo a affrontare quello del cambiamento climatico. Grazie ai giovani, non dobbiamo dimenticare che stamattina abbiamo presentato tutto il gruppo Next Generation, un gruppo di giovani imprenditori che forse hanno bisogno solo di una cosa: che gli adulti li lasciano in pace e li facciano interpretare il mercato e la vita come loro meglio credono e come meglio sapranno fare. Direttore, ci sono tante tendenze della nuova viticoltura italiana e anche siciliana. Lei quanti vini in Italia ha fatto? Sono arrivato al 20°. 20 anni fa com'era questo padiglione della Sicilia? Devo dire che la Sicilia è la regione che più di tutte ha incontrato i gusti dei consumatori che cambiavano. Noi nell'arco di un ventennio siamo passati da terra dei vini sfusi a brand di prestigio dall'enologia internazionale, perché i nostri produttori, invece di lavorare su schemi precostituiti, hanno lavorato sull'innovazione. È vero che già si parla di primo rinascimento enologico quando cominciamo a saper fare i vitigni internazionali, il Chardonnay, il Cabernet, quindi siamo fine anni 90. Poi di secondo rinascimento enologico quando si prese consapevolezza che Nero d'Avola, Grillo, Nerello Mascalese, Carricante e tutti i territori dall'Etna alla zona di Vittoria, a Nota, a Marsala, all'interno della Sicilia, in Ebrodi erano territori di grande elezione enologica. Oggi stiamo vivendo il terzo rinascimento, è quello delle bollicine. Dobbiamo dire che lì tra i motori fondamentali c'è stato pure l'Etna, perché il Nerello Mascalese è uno che sa fare tutto. Col Nerello ci fa i rossi, ci fa i bianchi, ci fa le bollicine, ci fa i rosati, ed è stato sicuramente apripista rispetto a una nuova tendenza. 10 anni fa c'erano 10 etichette bollicine, oggi siamo a più di 100 etichette. Quindi se c'è qualcuno che ha saputo intercettare il cambiamento dei gusti dei consumatori è stata sicuramente la Sicilia. Assessore, le bollicine che piacciono tanto ai giovani, insomma, che abbiamo visto qua gustarle nello stand della Sicilia, tra i più visitati, ci dicono questi produttori che quest'anno è stato un anno di grandi affari.
Sì, quest'anno è stato un anno dove la curiosità, ma soprattutto la premialità che la Sicilia ha avuto è stata riconosciuta dai buyer, ma soprattutto dai tanti anche che sono venuti a visitare quella che è una grande novità. Anche in Sicilia si fanno straordinarie bollicine e queste bollicine sono figlie del lavoro dei nostri territori, dei nostri agricoltori, ma anche di tanta ricerca che come governo stiamo finanziando per creare una nuova fetta di mercato che faccia rivalutare in termini positivi anche le nostre uve e che li possa poi consegnare a quelle che oggi sono le nuove generazioni, dai millennials a quelli che sono anche i nuovi trend dei consumi, perché dobbiamo ricordare sempre che l'utilizzo consapevole e prudente dell'alcol deve essere anche un piacere e in questo piacere noi vogliamo introdurre la grande novità delle bollicine siciliane che non hanno nulla a che invidiare nei confronti della regione Veneto o di altre blasonate regioni produttrici del nostro paese, ma che anzi sono certo nei prossimi anni scaleranno sempre di più fette di mercato e faranno innamorare con la nostra freschezza, magari degustata nelle nostre straordinarie spiagge estive, anche una bollicina del nostro territorio. Qui al Vinitaly ci sono una dozzina di consorzi di produttori siciliani, uno è il Faro DOC, anzi il DOC Faro si dice così, che è un piccolissimo consorzio. Allora abbiamo sentito uno dei componenti di questo consorzio che producono dei vini rossi, sentitelo. Che cerca insomma di spaziare in questo panorama enorme dell'enologia siciliana, cercando con i suoi prodotti di qualità di trovarsi un piccolo spazio. Che cosa producete nel consorzio? Nel consorzio noi produciamo principalmente il Nello Mascalese, che è la base del nostro prodotto, aggiungendo il cappuccio e il nocera, che è il caratterizzante della nostra DOC, e ognuno di noi poi può aggiungere un'altra qualità o varietà che serve per caratterizzare ancora di più il prodotto. È vero che tutti i vini rossi, diciamo, sono diventati meno di moda, cioè si vendono meno rispetto ad altre tipologie di vini? A quanto pare sì, e noi vorremmo proprio spezzarla questa idea, e spezzandola attraverso una nuova idea, ossia il vino rosso va bene anche col pesce. Il Faro è un prodotto perfetto da abbinare al pesce. Allora, era Antonio Bonfiglio, produttore, lo stiamo sentendo e siamo collegati con Luca Ciliberti e i suoi ospiti dal Vinitaly. Luca, abbiamo pochi minuti per chiudere, siamo molto incuriositi anche da queste parti su quello che è il pubblico tipo del padiglione siciliano. Chi viene in quel padiglione sa cosa cercare o è curioso punto e basta? Allora, vengono, questa domanda posso rispondere anch'io che ormai ho capito come funziona, vengono ovviamente da tutto il mondo, è proprio il caso di dirlo, incuriositi, quando vengono qui alla Sicilia a vedere il padiglione Sicilia, incuriositi, partono per conoscere i vini dell'Etna, che sono di quelli di cui si sente tanto parlare, poi conoscono i vini di tutto il territorio siciliano, l'Etna DOC che è diventato ormai un fiore all'occhiello della viticoltura siciliana. Sì, l'Etna che rappresenta oggi un modello virtuoso di un sistema di produttività avitata altissimo che oggi rende orgogliosa la Sicilia, rende orgoglioso il Vinitaly, ma che soprattutto è diventato modello negli anni di come il territorio si è riuscito a trasformare anche grazie ai produttori. Quel circuito virtuoso che dalla DOC Faro alla DOC Etna, alla DOCG del Cerasuolo, ma in tutta la DOC Sicilia porta quell'enoturismo sano che fa conoscere il nostro patrimonio architettonico, la nostra bellezza paesaggistica, ma soprattutto che fa degustare i nostri vini. L'Etna come vulcano, come patrimonio dell'UNESCO rappresenta quel modello che sono certo potrà essere anche esportato da altre parti del nostro territorio. Telegraficamente, Assessore, c'è anche il Sol, il Salone dell'Olio, che è un salone anche questo internazionale, l'olio siciliano, anche qui prodotto d'eccellenza, tra i più ricercati d'Italia. Non telegraficamente, perché il governo ha voluto investire sul Sol e su quello che è stato anche il restyling che il Sol ha avuto quest'anno, per dare la giusta riconoscenza agli straordinari prodotti olivicoli del nostro olio siciliano che sono qui in fiera, ma che soprattutto rappresentano quei numeri da record che stanno attraendo di nuovo anche nuovi imprenditori a investire nell'olio siciliano, ma che stanno scrivendo una pagina della storia dei mercati anche internazionali. L'olio siciliano fa bene, l'olio siciliano è uno straordinario prodotto, lo troviamo nelle tavole del gourmet mondiale e orgoglio anche qui al Vinitaly. Allora ringrazio i miei ospiti, ringrazio il direttore Dario Cartabellotta, che siccome è un esperto chiediamo la domanda che diciamo che si fanno tutti in questo periodo, perché è di moda, no? Chissà quale giornale l'ha pubblicata, dice: ma è vero che si possono conservare le bollicine col cucchiaio messo dentro?
sono tra le tante cose che si racconta. Il vino è fatto della realtà e della fantasia, quindi spesso tante cose non ci poniamo il problema e lo lasciamo a beneficio dei nostri telespettatori. E ringrazio l'assessore Luca Sammartino per essere stato con noi. Il Vinitaly ovviamente continua fino a giovedì, tanti appuntamenti importanti e soprattutto il tema in agenda ovviamente della politica e il tema della siccità. Grazie assessore. Roberta, consumate i prodotti siciliani. Roberta, ti restituisco la linea. Grazie Luca, tra l'altro dico a Luca Ciliberti insomma che si prepari a viaggiare, tornare alla base e soprattutto a condurre domani un appuntamento bello corposo del nostro Focus proprio dedicato al Vinitaly. Noi ci fermiamo qui, ma il nostro approfondimento prosegue questa volta con un'altra pagina, quella immancabile del lunedì dedicata ad Anteprima Corner tra poco con Angelo Gagliano. A tutti un buon pomeriggio.